Siamo davanti le porte dello storico Arsenale di Venezia nel Sestiere di Castello. Siamo qui perché c'è stata segnalata una storia, una leggenda, quella dello stregone e dei leoni che prendono vita durante le notti di tempesta. Il tutto ebbe inizio nel novembre del 1719. Proviamo con Veruna, Foscaro. Adesso per concludere, per finire di parlare, comunicare con Foscaro, qui in mano ho le rune e penso che il luogo più adatto per farlo sia proprio ai piedi del leone, dove ci sono le iscrizioni runiche. Andiamo. Ok, ho posizionato qui un telo dove appoggerò le rune. Adesso farò la domanda a Foscaro e estrarrò 3 rune che daranno un quadro generale con il loro significato appunto alla domanda. Foscaro, la domanda è questa: raccontaci come puoi la tua storia, raccontaci come hai conosciuto queste arti magiche. Ok. Ok, perfetto. Qui ci sono le 3 rune. La prima runa che è uscita è questa ed è Perthro. Significa incertezza. Rappresenta anche la coppa ed è usata per contenere i dadi. Simboleggia la natura imprevedibile della vita e le scelte che facciamo. Può essere utilizzato per ricordare gli eventi e per aiutare a trovare soluzioni ai problemi. Mentre la seconda, questa, è la Guz, il caos, la potenzialità e l'ignoto. Rappresenta questa runa l'acqua e quando viene lanciata, nel senso quando esce, vi è il potere e il flusso dell'acqua e ci dà il modo di raggiungere pienamente le nostre capacità e le nostre potenzialità. L'ultima, questa runa qui si chiama Gera e significa raccolto o ricompensa, oppure una stagione, come appunto ricordano i raccolti, ed è semplicemente il processo della vita, il significato di seguire l'ordine naturale delle cose piuttosto che andare contro di esso per raggiungere gli obiettivi desiderati.
Allora, il significato di queste rune è inaspettato, coerente, e adesso ve le andrò a interpretare. Allora, abbiamo detto che la prima runa significava un ricordare gli eventi, quindi lui in questo modo ci dà proprio un percorso della sua storia. Ci dice: ora vi vado a raccontare cosa è successo. Nella seconda runa, che ha come significato lago o comunque acqua, è facilmente intuibile che fa riferimento, stando alla leggenda, al fatto che Foscaro utilizzava la pioggia, l'elemento dell'acqua, per incanalare questi poteri del leone, della formula magica che lui utilizzava, però, come poi ci fa ricordare la terza runa, la usava per i suoi scopi. Lui aveva trovato il modo, ovviamente in maniera esoterica, magica, di utilizzare l'acqua, e ovviamente qui a Venezia è ovunque, siamo sull'acqua, quindi già questo fa capire che era carico di energia, sia il luogo perché comunque è nelle vicinanze del canale, ma anche proprio perché lui utilizzava le tempeste per arrivare però a degli scopi personali. Ricordiamoci che oltre a uno stregone, Foscaro era un mercante e prestava denaro e altre cose a persone come Zanchi, che poi ovviamente non ce l'ha fatta. E, come dicevo, l'ultima runa è forse la più importante, perché fa ricordare anche lui, forse questo mostrandocela, facendocela tirar fuori, che bisogna seguire l'ordine naturale delle cose, l'ordine naturale della vita e della natura. Quindi probabilmente, se la sua leggenda è esistita, come sembrerebbe, lui li ha usati per qualcosa di non buono, non naturale, e ha pagato il suo prezzo. Ebbene sì, lo stregone, il mercante, ha dovuto pagare con la sua vita per riequilibrare il tutto. Credo che possiamo ritenerci molto soddisfatti di questa indagine, di questa storia. Come sempre ci sono stati dei risvolti e sono felice come sempre di condividerlo con voi, con i custodi dei trivi, voi che custodite queste leggende e le fate vivere in modo tale nel ricordarle. Non utilizzerò ulteriormente altri strumenti, non utilizzerò il rem perché era uscita come ultima parola concludere. Come sempre spero che ci sia stato, usando proprio le parole giuste, cioè si è riequilibrato un po' questa situazione, questo ricordo come era venuto fuori dal rem, no? Città, memoria. Spero che si sia riequilibrato un po' il tutto e ovviamente, come sempre, voglio ringraziare in primis Foscaro, che ha accettato il suo fatto, il suo destino, e ha voluto farcelo conoscere attraverso le rune, attraverso la sua magia. Zanchi, ricordare anche sua moglie, la vedova Giovanna, la sua amica, il capitano. Storie come queste sono sempre speciali. E speciale sarà anche ovviamente la prossima puntata, il prossimo video, quindi restate su questo canale, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video.